my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere la Road to Primi in Italia. Come avete visto nell'altro video precedente avevo tipo 3498 coppe e invece in questo video ho 3798 coppe. Oggi cercherò di superare le 3800. Prima di iniziare a farvi vedere qualche attacco o qualche replay volevo dirvi che come clan attualmente siamo classificati come top 10 in tutta Italia. Allora, per quelli che mi chiederanno, Kai, il tuo clan riuscirà ad arrivare primi in Italia? È un po' troppo quasi impossibile, ecco perché Italian Champion, caspita, sono Italia Champion, praticamente loro tutti hanno 4000 coppe, tutti, il mio clan, un buon 40%, forse 50% riusciremo a superare le 4000, ma non ne sono sicuro. Ragazzi, iniziamo il video facendovi vedere qualche difesa. Come potete vedere ho vinto ben 3 difese di seguito con questo villaggio qua, perciò se volete potete copiarvelo. Io mi sono messo questa difesa oltre le 3500 e devo dire che ha funzionato sempre da Dio. Allora, la difesa più bella, quello che ho fatto, è stata sicuramente il 49%. Ragazzi, il replay è veramente fenomenale, fatto dal giocatore Sajat dei Mega Baku. Per chi non conoscesse i Mega Bakus, fanno parte della famiglia Mega Empire e devo dire che attualmente sono tipo 72esimi come clan in tutto il mondo, perciò veramente complimenti. Comunque, per quanto tu possa essere bravo, per quanto tu possa avere un clan star power, sei contro Kai, perciò ti ho inchiappettato. Allora, le mongolfiere nel mio castello hanno fatto veramente un ruolo fondamentale, infatti ho distrutto quasi la metà della vita dei suoi golemini. E come potete vedere ne aveva 4 che sono andati 4, ne aveva 5 caspiterina. E vabbè, gli eroi a 20 non hanno fatto veramente tantissimo. Se avesse avuto il re o la regina a 20 mi avrebbe fatto benissimo il 50%. In questo caso i golemini si sono andati a farsi un bel giretto come fanno i Pekka e non mi hanno fatto neanche la prima stella del Town Hall, che solitamente è quasi d'obbligo sopra le 3700 coppe. Cioè, se non sai fare la stella del Town Hall sei un coyote. Vabbè, vediamo che i golemini sono mai rimasti soli alone forever e il nostro amichetto Sajat ha ancora i maghetti che mi ha fatto praticamente quasi arrivato al 50%. Se aveva un altro punto morto me lo faceva senza problemi, infatti mette l'arciere qua che fa 48 e un altro qua che fa 49 e aveva ancora un maghetto. Se quel maghetto andava su un punto morto io ero fritto, mi incavalcavo come non so cosa, ma per fortuna ho vinto lo stesso. Più 26 coppe. Ragazzi, ora vi faccio vedere un replay contro un, non so cosa sia, un giapponese. Sto qua furbacchione, mi ha trollato. Beh, mi sono anche autotrollato perché praticamente mi è sparito un golem. L'avrò donato a qualcuno e non me ne sono accorto, perciò ho attaccato con 2 golem. Lui ha messo le bombe giganti e mi ha trollato un bel po' di maghetti. Comunque, la cosa fondamentale è attaccare sopra le 4000, le 3700, le 3800. Io vi consiglio di portarvi tanti spaccamuro, perché senza questi spaccamuro io mi sarei fatto sicuramente inchiappettare e non sarei riuscito neanche a fare la stella del Town Hall. Comunque le Gelo hanno giocato un ruolo fondamentale perché erano uscite le cose del castello, erano arcieri ragazzi. Comunque appena uscirà il nuovo aggiornamento, uscirà la pozione veleno, io me la poterò sempre, così benedico subito gli arcieri che escono e non mi danno più fastidio. Brava regina, brava, dai, fai 49, 50. Comunque ho rischiato veramente tantissimo con questo attacco, rischiavo di fare un 49%. Comunque sono stato molto fortunato perché avevo le mie streghette che hanno fatto il 50 e persino il 52%. Ragazzi, ho fatto più 13 coppe che sono veramente tantissime. Sopra le 3700 sarà pieno di Town Hall auto, infatti come vedete io faccio una coppa, prendo il municipio e scappo via. Anche per questo sono quasi pieno di risorse, cioè non rimango mai a secco. Va bene, ora vi faccio vedere un attacco in live, devo farlo molto in fretta perché sono stato online 5 ore e 37 minuti, caspiterina, devo farlo subito. Comunque ragazzi, sopra le 3600 e le 3700 appare la chat mentre siete in ricerca perché vi esce un villaggio dopo 1000 anni. Ok raga, abbiamo trovato un villaggio da attaccare, questo qua è molto pericoloso perché una volta ho quasi failato contro questo qua.
Allora, a 10 coppe perciò me ne darà 2 o 3 se vinco. Allora, ho tutte le truppe, sì, attacco. Allora, tan tan tan. Eh sì, trappola scatto, no amico, più stronzo di così, no, vero, eh? Tan, esplodi! Ok, esploso. Pan. Allora, naturalmente qua dovrebbe esserci una bomba gigante. Facciamo uscire il golem. Golemino. Bravi, bravi. Fate scattare un po' di cose, amici miei, dai. Bella pozione, una... No, non ancora, non ancora, non ancora, non ancora. Fugge, dai, vai, vai. No, no, non benedirmi niente. No, 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 entra, entra, entra. Direzione Town Hall, Town Hall, Town Hall, amico mio. Direzione Town Hall. Mamma mia, no, no, truppette di difesa. No, 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 amico, non ci siamo. Non benedirmi il cosetto, il coso, King, quel che è, le. Mamma mia, mi ha benedetto il King. Un'altra pozione? No. Non voglio perdere. No, sono meno 33. Oh mio Dio, ho rischiato malissimo. Erano meno 33 coppe se perdevo, caspita. Il 50% penso che è mio. Non saprei. Dipende da quante chiappe ho in questo momento. Abilità. Ok, seconda stella mia. Sì, caspita. Grandi. Ho finalmente trovato il villaggio, ragazzi, perché ho cercato tipo 30, no, non 30 minuti, no, perché 20 minuti sì. Praticamente tra 5 minuti mi discollegano e se non ho truppe di difesa e non ho gli eroi attivi mi fanno 3 stelle qua sopra. Ok, beh, dai, basta, torniamo a casa, torniamo a casa. Più 6 coppe, non male. Chiediamo subito e guardiamo subito gli eroi perché qua mi buttano fuori, la super chat mi arriva col messaggio: hai giocato troppo e devi discollegarti. Dai, donatemi truppe, Mastino e Mongo. Ok ragazzi, questo era tutto per... Ah, comunque per quelli che mi stanno chiedendo: ok, come fai a avere tutte quelle gemme? Allora, esiste un metodo per ottenere le gemme gratis, io uso quel metodo lì, io vi lascerò il link in descrizione di questo metodo qua per fare le gemme gratis. Ed è tutto per il video oggi, spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ecco, ora mi è apparso il messaggio con scritto: sei rimasto online troppo a lungo e sarai disconnesso per qualche minuto. Praticamente io sono stato online da stamattina, non dico stamattina presto, ma sono stato online 6 ore di seguito e la super chat mi disconnette in modo obbligatorio per farmi attaccare dagli altri giocatori. Vabbè, speriamo bene di vincere la difesa. Dio, mi sta attaccando un cinese, sono fottuto.